L'ENAIP è l'ente di formazione professionale, ce l'abbiamo qui in Friuli Venezia Giulia e questa è un'occasione unica, siamo in Barcolana, questa Barcolana 49 perché è qui che l'ENAIP in qualche maniera oggi ci mostrerà che cosa fa. Qui ci sono i nostri ragazzi che stanno lavorando, noi abbiamo un ENAIP che è molto presente in Friuli Venezia Giulia, ma collaboriamo dentro una rete nazionale, quindi i ragazzi che stanno operando qui sono dell'ENAIP di Conegliano, del Veneto, dentro a una rete che è un'agenzia formativa veramente importante a livello nazionale che racchiude tutti i principali ENAIP del territorio. Noi facciamo meccanici in Friuli Venezia Giulia, elettronici o comunque altri profili, i nostri colleghi del Veneto sviluppano invece la ristorazione. E sono qui e lavorano insieme. Ed eccomi con lo chef in questo stand pieno di prodotti peraltro locali della Puglia. Che cosa imparano i ragazzi a cucinare? Beh, qui abbiamo realizzato delle cose veramente straordinarie, un connubio Veneto e Puglia con prodotti veneti che la portata ai quartiere del Piave è straordinario, prodotto eccellente, e il loro gamberi delle isole Tremiti. Quindi i ragazzi sono stati gli artefici della scuola, diciamo, del Veneto, dell'ENAIP. Ecco un trucco. Beh, il trucco, il segreto è di saper far bene da mangiare, sapere le regole e consumare i prodotti del territorio, fondamentale, perché non possiamo più consumare prodotti che non sono del territorio, perché per valorizzare veramente l'eccellenza che noi abbiamo le cose straordinarie. Ed eccomi con una tutor, Anna Zettin e i suoi ragazzi. Quali sono i corsi formativi dell'ENAIP? Allora, a Trieste abbiamo un indirizzo di operatore meccanico, operatore elettronico, operatore elettrico e magazziniere logistica. Questi ragazzi qua che hai portato con te? Sì, splendidi ragazzi. Questi sono i protagonisti dei nostri percorsi ai quali lascio la parola per raccontare che cosa facciamo e come sviluppiamo il percorso formativo che poi scelgono a 360 gradi. Bene, allora vado subito ragazzi, ciao. Eccomi qua, perché hai scelto l'ENAIP? Perché è un ambiente abbastanza socievole e mi sono trovato subito bene. Se dovessi consigliare ad un tuo amico di iscriverti all'ENAIP, lo faresti? Sì, volentieri. A chi piace meccanica, elettronica, qualsiasi materia a riguardo. L'ENAIP ha un motto? Sì, è che noi non siamo dei numeri, noi siamo semplicemente delle persone tutti uniti che lavoriamo insieme. Quindi un saluto tutti insieme. Siamo una grande famiglia!